Avvocato Alongi, ecco, lei è stato chiamato a questa candidatura alla città, per la città di Agrigento. Sicuramente è stata una sorpresa un po' per tutti. Ecco, ma lei se l'aspettava? No, assolutamente no. Io ho fatto un percorso di politica, ma solo limitatamente alla mia attività professionale, perché sono stato consigliere dell'ordine e segretario dell'ordine. Ho avuto l'onore di avere questo ruolo e sono stato, tra virgolette, chiamato a questa nuova esperienza. E come ho detto, quando la città ti chiama non puoi assolutamente girarti dall'altra parte. Io sono nato, cresciuto e vivo ad Agrigento da 59 anni e quindi non potevo dire di no. Spero per me e per tutti che sia una nuova esperienza e una nuova pagina per questa città. Il tempo per cui lei è sceso in campo, diciamo, è un po' tardivo rispetto ai suoi concorrenti. Pensa che questo la penalizzerà? Ma guardi, questo sarà, come dire, l'epilogo di questa vicenda a stabilirlo. Che devo dire? Credo di no. Credo che ancora ci sia il tempo per organizzare tutto, per presentarsi alla città, per farsi conoscere, per sviluppare i programmi, per entrare in sintonia con la gente, per stare vicino a tutti. Io sono un uomo di mediazione, sono un uomo che ascolta, sarò anche un uomo di sintesi, ma la cosa che mi preme precisare, io sono un uomo libero. Chi mi conosce lo sa. Io sono un uomo aperto al dialogo, ma sono una persona determinata. Lei è più vicino a Gallo o a Di Mauro? Io non sono vicino, tra virgolette, a nessuno. Queste sono tutte persone che io conosco da tanto tempo, persone, ripeto, che hanno il loro percorso politico, loro hanno trovato una sintesi politica con me e quindi, come dicevo poco fa, io non mi sono sentito di dire no alla città. Prendere in mano, nel caso lei venga eletto, la guida di questa città sicuramente in questo momento è difficile perché stiamo vedendo un po' il resto di ciò che è stata la sindacatura di Miccichè, che ovviamente non è stata delle più brillanti. Allora, io, come ho già detto, non do pagelle a nessuno, non mi permetto assolutamente. Con me si deve guardare al futuro, non si deve guardare al passato. Ognuno è arbitro di se stesso. Io metterò tutto il mio impegno cercherò, come ho già detto, di entrare in sinergia con la politica, perché la candidatura a sindaco è una candidatura di politica, ma come ho detto io sono un uomo libero e determinato, ce la metterò tutta e spero con l'aiuto degli amici, anche della gente che non mi conosce e mi conoscerà, di portare avanti un progetto serio e costruttivo. C'è già una squadra che l'affiancherà, si fa qualche nome, se ce lo può anticipare magari. Allora, la squadra si ci sta lavorando perché, come ha detto lei, la mia candidatura nasce veramente pochi giorni fa, per non dire poche ore fa, ma si ci sta lavorando. Spero che la squadra piaccia alla città, ci rivolgeremo alla società civile, credo di dare, come dire, un segno di distonia rispetto a determinate logiche. Il centrodestra non è compatto, questo ovviamente penalizzerà la sua probabile vittoria, si può andare magari a un ballottaggio. Perché non siete riusciti a coagulare, diciamo, tutto l'intero centrodestra, politicamente parlando, ovviamente? Allora, io come le dicevo poco fa, sono uno che è stato fuori dalla politica, o meglio, io ho sempre seguito la politica nazionale, la politica locale, ma non ho avuto mai ruoli di consigliere né di assessore. Il problema all'interno del centrodestra è un problema appunto interno a questa coalizione, che comunque è formata da partiti di una certa rilevanza ed importante. Sarebbe stato bello, auspicabile, trovare una sintesi totale su di me. Non ci sono riusciti, ma ci sono forze abbastanza consistenti che credo mi possano portare ad avere un discreto risultato, se non un ottimo risultato. Avvocato, per E essere realisti, Agrigento è messa male, le strade piene di buche, la città è sporca, l'acqua che arriva specialmente nel centro storico dopo 20 giorni, è proprio tra le priorità c'è quella del centro storico, sono tutti capitoli aperti, su lei dovrà, nel caso di vittoria, noi gliela auguriamo, di lavorare in maniera tenace e massiccia, perché dico l'attuale amministrazione ha un po' lasciato le macerie. E allora, come le dicevo poco fa, basta parlare della precedente amministrazione, guardiamo avanti. Come ha detto lei, ci sono delle priorità assolute, che sono le strade di Agrigento, la viabilità. Le strade di Agrigento le percorriamo tutti ogni giorno, la pulizia, l'erba,
tutto quello che sappiamo, è inutile che ci giriamo attorno. L'impegno mio sarà l'ordinario, che sembra essere diventato straordinario, e quindi l'ordinario farlo ridiventare ordinario, e poi concentrarsi su tutta una serie di punti strategici nell'interesse della città. Come diceva lei, il centro storico, vive Dio, abbiamo un centro storico che è bellissimo, rivitalizziamolo. Un occhio andrà sicuramente puntato al piano regolatore generale, perché abbiamo un piano regolatore generale che è praticamente pronto da anni, ma non è mai stato veramente definito. C'è San Leone, che è la Marina di Agrigento, e ho idea di creare un dipartimento che si occupi di San Leone costantemente per 12 mesi l'anno, perché San Leone non è solo l'estate, ormai San Leone è tutto l'anno e quindi va curato in modo particolare. Come diceva lei, il decoro urbano, i giardini e tante altre cose. Le fasce costiere, ne dobbiamo parlare, abbiamo un problema, i problemi sono tanti, i problemi sono fatti per essere risolti. Io mi impegnerò.